Con la salita al potere di Hitler, il Mein Kampf aveva assunto un ruolo di Bibbia del Terzo Reich. Se ne farà anche una copia monumentale, altre copie di lusso per i nazisti più meritevoli. Un manifesto ideologico di Hitler che non era solo un testo politico, ma che conteneva elementi che, secondo alcuni studiosi, potevano essere interpretati come le basi per una sorta di nuova religione ideologica. Il libro, infatti, combina elementi di mitologia, visione del mondo e un culto della personalità che trascendono il semplice nazionalismo. Per la diffusione del libro la pubblicità fu pressante, in video, su carta stampata, dove si suggerì il libro come regalo per Natale, ma in poco tempo tutta la società fu raggiunta dalle idee del Mein Kampf e poi diventerà il dono di nozze dei comuni a tutti i futuri sposi e così si raggiunse il traguardo delle oltre 4 milioni di copie distribuite, che saranno più di 12 alla fine del Terzo Reich. Un tedesco su 2 era stato raggiunto dal testo di Hitler. Tra gli aspetti più significativi che venivano ribaditi nel libro, l'idea di un destino superiore per il popolo tedesco, che viene descritto nel libro come una razza eletta, un popolo eletto, dotato di un diritto divino al dominio. Hitler utilizzò un linguaggio quasi religioso per descrivere la missione della Germania, facendo appello a concetti come il sacrificio, la purezza razziale, la lotta eterna contro il male, identificato principalmente con il giudaismo, ma anche con il marxismo e il liberalismo, una divisione tra bene e male accostata al culto della razza ariana che ricorda la struttura morale delle grandi religioni. Altro elemento centrale era il ruolo messianico che Hitler attribuì a se stesso. Nel Mein Kampf egli si presentava non solo come un leader politico, ma come una figura profetica predestinata per guidare il popolo tedesco verso la redenzione. Questo tipo di culto della personalità, costruito attraverso la narrazione autobiografica amplificata negli anni del regime, si avvicina al concetto di venerazione religiosa, un libro che introduce quindi anche una visione ritualistica della politica. Il concetto di lotta, il Mein Kampf, la mia battaglia, non è solo un riferimento alla battaglia politica, ma assume un significato simbolico più profondo, una missione sacra, un'eterna battaglia per la supremazia e la purezza, una idea di lotta come rito collettivo che si tradusse in raduni, simboli e celebrazioni che consolidarono il nazionalsocialismo come un sistema quasi liturgico. Al centro di tutto c'era il Mein Kampf, che promuoveva un sistema di credenze che richiedeva fede assoluta, obbedienza incondizionata. L'adesione all'ideologia nazista divenne per molti un atto di fede, con la svastica che fungeva da simbolo sacro e raduni di massa che assumevano l'aspetto di cerimonie religiose. Si trattava di una religione secolare che sfruttava il fervore emotivo e la struttura rituale per manipolare le masse. Il Mein Kampf non avrebbe creato una religione tradizionale, ma ha certamente costruito un sistema di credenze totalitario che ha permeato ogni aspetto della vita pubblica e privata durante il regime nazista, una fede devastante che trasformò l'ideologia in una forza distruttiva. Ecco, professor Zanella, a lei un'introduzione appunto del Mein Kampf, che è questo libro che ha fatto praticamente la storia, ma ha fatto anche una guerra e una tragedia per varie popolazioni. Prego. Diciamo subito che è un libro che è stato non letto e soprattutto è stato sottovalutato. Non è un libro antisemita, come tanti libri antisemiti che venivano stampati nell'Ottocento e anche nel Novecento, perché ricordiamo Gobineau e anche Chamberlain. Avevamo nel panorama dell'antisemitismo europeo, c'erano già usciti dei titoli legati appunto all'antisemitismo. Questo è il libro per eccellenza che porta all'annientamento del popolo ebraico, quindi ha uno specifico ben preciso, quello di aver concepito in maniera metodica, industriale, scientifica l'eliminazione di un popolo. E quindi vanno considerati poi i cosiddetti autori di questo libro, perché lei giustamente nell'introduzione ha fatto riferimento, ma chi l'ha scritto il Mein Kampf? Allora possiamo citare almeno 3 persone che hanno condiviso
i mesi di carcere a Landsberg, dove si trovava. Anzitutto Rudolf Hess, questo suo primo collaboratore e anche dattilografo, possiamo dire, che ascoltava e scriveva puntualmente tutte queste sue riflessioni. Ricordiamo che il Mein Kampf è composto in 2 volumi, il primo di carattere biografico, il secondo è il suo progetto politico. Rudolf Hess quindi raccoglie queste prime confessioni, perché sono delle confessioni che Hitler fa sulla sua anche infanzia, giovinezza e programma di vita. Parlandone in carcere, Hitler si rende conto di essere ascoltato. Alla sera guardiani e compagni di cella lo ascoltavano con i suoi concioni che lui sciorinava continuamente. Il secondo aiutante che lui ebbe è un sacerdote, Bernhard Steinfels, che lo aiutò a mettere a posto anche la forma di questo testo, un sacerdote antisemita, diciamo, molto convinto nelle idee di un giudaismo quindi antireligioso, quindi c'è anche questo apporto, dopo sarà anche allontanato dalla Chiesa. Il terzo aiutante che diede una mano fu Josef Czerny, un giornalista collaboratore del Völkischer Beobachter, questo giornale altrettanto antisemita che era una voce che pubblicava molti articoli appunto contro l'etnia ebraica, e quindi questi 3 personaggi perfezionano la grafia e la lettura. Ricordiamo che la revisione che fanno questi autori, soprattutto Steinfels e Czerny, e anche quella di alcuni tagli radicali all'opera in sé. Avevano paura che Hitler si arrabbiasse quando gli sottoponevano l'opera rivista. Ecco. Quindi la cosa curiosa è che Hitler si rende conto a sua insaputa di essere un detenuto eccellente. Questo detenuto eccellente che gode dell'ascolto e del prestigio. Escono distanziati, ecco, questi 2 volumi, uno nel 25, nel luglio del 25 e un altro nel 26. A dire la verità, Hitler scrisse un terzo volume nel 28 che uscirà solo negli anni 50, forse nel 58. Da dire ancora che nelle intenzioni di Adolf Hitler ci doveva essere solo la sua biografia, e l'editore Max Ammann, quando si vide consegnato il malloppo di questo libro, non lo voleva neanche pubblicare, era deluso di quello che aveva scritto, perché aveva un po' trascurato il racconto autobiografico infarcendolo di tutte queste teorie politiche che sembravano fuori tema, fuori luogo. Ecco, tutto questo ci dice il contesto, il contenuto. Se poi vogliamo entrare nel merito di chi ha ispirato Adolf Hitler, casomai ben volentieri possiamo aggiungere anche questa parentesi. Va bene, intanto lasciamo l'intervento a Giovanni Savino. Ci vuole dare un incipit su questo testo che è stato poi la Bibbia appunto del nazismo, e soprattutto l'evoluzione di questo libro, perché abbiamo varie versioni. Prego. Sì, sull'evoluzione di questo libro è chiaro che uno dei discrimini è l'ascesa al potere di Hitler nel 1933. Soltanto nel 1933 il libro venderà qualcosa che oggi in cifre attuali è più o meno paragonabile attorno ai 5 milioni di euro. Parliamo quindi di una cifra considerevole che fa capire anche come vi fosse un interesse nel capire che cosa il cancelliere tedesco appena eletto pensasse. Si tratta di un libro che ha goduto anche di una fortuna particolare. Mussolini disse di non essere mai riuscito a finirlo perché lo considerava troppo noioso, altri lo consideravano prolisso. Però quello che è interessante nel libro è la sua forza nel ripetere sempre gli stessi concetti. E su questo bisognerebbe fare attenzione, perché il Mein Kampf non è soltanto un libro antisemita, ma è anche un libro radicalmente antislavo. Nel Mein Kampf viene esposta con dovizia di particolari la teoria del Lebensraum, dello spazio vitale. Non una novità, perché già il pangermanismo di inizio Novecento parlava di questo, ma rispetto a quella che è stata la guerra di sterminio nei confronti dei popoli slavi
nel corso della seconda guerra mondiale, fa capire molto bene dove si volesse andare a parare. E la cosa interessante è anche quanto scriveva George Orwell rispetto al libro, commentando nel 1940, credo, la prima edizione non censurata in inglese. Orwell sosteneva che paragonare il libro a quello che sono gli scritti socialisti o liberali risulta abbastanza interessante, perché il socialismo e il liberalismo ti dicono che puoi vivere meglio, ti offro questa teoria per vivere meglio. Invece in quella che è l'opera di Hitler, l'unica cosa che viene offerta è una continua lotta, una lotta razziale, una lotta genetica, una lotta antisemita, una lotta antislava, per costruire questa sorta di impero enorme che si sarebbe dovuto estendere in tutto il mondo. E questo tipo di antislavismo va a braccetto con quello che è l'antisemitismo, tant'è che Hitler descrive proprio nel libro che nel 1904, venuto a sapere da studente delle prime vittorie dei giapponesi nella guerra russo-giapponese, proverà una forte simpatia per i giapponesi, che poi si realizzerà anche, no, nella costituzione dell'asse, perché in questo modo andavano ad indebolire quelli che erano i popoli slavi all'interno dell'impero austro-ungarico. Insomma, questo libro ha questo tipo di evoluzione, tra l'altro oltre a essere, diventa un vero e proprio testo sacro, viene regalato a quelle che sono le coppie che si sposano, viene dato ai soldati in partenza per il fronte, e quindi assume una sorta di connotato religioso che lo si vede anche un po' in quello che è la modalità di presentazione, anche il fatto dell'autobiografia posta in questo modo, che è qualcosa di eccentrico anche rispetto a quelle che erano le esperienze politiche dell'epoca. Sì, Patrizio Zanella, però io vorrei per i nostri telespettatori contestualizzare il periodo storico. Cosa vuol dire? Vuol dire che è appena finita la Prima Guerra Mondiale, vuol dire che finita la Prima Guerra Mondiale il signor Adolfo Hitler era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico perché aveva perso la vista a causa del gas nervino, e quindi lui praticamente non era in grado di intendere e di volere, ed è stato curato da un grande psichiatra che là poi è riuscito. Quindi diciamo che viene rilasciato 3 anni più tardi, allora dal 18 al 21, siamo al 25. Chi era Adolfo Hitler in quel momento? Era un uomo che aveva un equilibrio perché era stato un soldato di trincea, e parliamo di che il soldato di trincea della Prima Guerra Mondiale era una cosa orribile, era un sopravvivere alla trincea, non tanto al nemico, perché la sporcizia piuttosto che la malnutrizione, eccetera. E lui era stato ferito proprio in questo caso e aveva sofferto, ed era stato, tant'è che poi quando andrà al potere farà abbattere l'ospedale psichiatrico e sterminare tutti gli infermieri e testimoni della sua precedente esperienza. Ci vuole, cioè, riusciamo a mettere insieme il Mein Kampf con il cervello che è uscito da questo, l'esperienza che sta in questo ospedale psichiatrico, che esce e che finalmente riesce a trovare in se stesso qualche cosa da poter imporre agli altri, trovare un'autosufficienza psicologica. Riesce a darmi una mano? Entrare nella psicologia di questo uomo, anche per gli storici e per chi l'ha studiato a fondo, ha sempre suscitato tantissima difficoltà. Hitler rimane un enigma per tantissimi studiosi, proprio per la varietà delle scelte che ha fatto, in primis. Sappiamo però che è un uomo dotato di un fiuto particolare di saper proporre alcuni concetti che erano quelli che il popolo tedesco in quel momento di frustrazione, perché dopo aver perso la Prima Guerra Mondiale è un popolo sconfitto, è un popolo costretto a riparare o a risarcire i cosiddetti danni di guerra, è un popolo in balia anche di una incertezza politica, perché Weimar non riesce a offrire una risposta politica adeguata
alle aspettative, poi ci sono queste dinamiche di carattere economico internazionale che portano la Germania sullo sfascio della bancarotta e dell'inflazione. Ecco, Hitler è l'uomo che sa capitalizzare la rabbia e la frustrazione di alcune frange di partiti, soprattutto di estrema destra, il nazionalsocialismo. E ricordiamo che è un movimento che dopo il fallito putsch di Monaco, appunto degli anni 20, è un movimento che ormai è fuori dai giochi della politica, perché Göring è scappato in Austria, Hess è ancora in prigione, e altri suoi colleghi appunto di cella non godono assolutamente di prestigio per riprendere il discorso politico. E ricordiamo anche questo, che Hitler appena viene liberato, con la grazia di non farsi gli altri 4 anni, perché se ne era preso 5 anni ne farà solo 11 mesi, 8 mesi circa, 9 mesi, ecco, in quel momento Hitler è anche impedito di parlare in pubblico, perché certo, gli hanno impedito di fare i discorsi in pubblico. Però lui cosa fa? Si presenta nelle serate delle varie birrerie monacensi in giro della Baviera, anche solo con la presenza fisica suscita entusiasmo. Parlano i suoi alleati, compagni di partito, finché poco dopo gli verrà tolto questo impedimento, e da lì la sua ascesa a livello di ascolti e di prestigio sarà sempre più illimitata. Ma chi è che interviene per togliergli la condanna che ha subito e quindi lasciarlo libero? Giovanni Salvino. Chi è che sta dalla parte di Hitler? Hitler a quell'età che famiglia frequentava, ed era il pupillo della moglie di... Ma è una domanda un po' da esame, come la sta ponendo, nel senso che se conosce già la risposta può dirla benissimo da sé. Allora, Hitler Krupp è il beniamino della moglie di Krupp. Ma non è solo il beniamino della moglie di Krupp, diciamo che vi è un interesse da parte dei gruppi industriali tedeschi di come gestire il cervello della gente, della popolazione tedesca. E vedono in questa persona la capacità di riuscire a fomentare un nazionalismo che era indispensabile, perché teniamo presente che la fonte del nazionalismo è in merito della Francia, che ha invaso la Ruhr e ha invaso buona parte della Germania e trattava i tedeschi come non era possibile trattarli. Questo è il punto. E naturalmente questo fomentava una sorta di necessità di identificazione. Il tedesco cercava, questo non è una giustificazione, è una spiegazione. Il tedesco cercava un punto di riferimento, aveva perso l'imperatore, non c'era più un politico che riuscisse a dargli un senso alla vita del tedesco, e morivano di fame. Ripeto che $1 americano valeva 4 miliardi e 500 milioni di Deutschmark. Cosa vuol dire? Chi è che pagava i danni di guerra della Germania alla Francia? Erano gli Stati Uniti, che siccome avanzavano soldi dalla Francia e dall'Inghilterra perché avevano finanziato la guerra, venivano restituiti agli americani, che a loro volta pagavano, anticipavano i soldi per la Germania, ed era un circuito fino al 29, quando poi è saltato tutto. Ecco, questa è la situazione per i nostri telespettatori, è la situazione in cui i tedeschi si trovavano. Hanno fatto la guerra, hanno subito quello che dovevano subire, ma non vedevano un futuro. Il futuro viene proposto da queste parole esaltate di un austriaco che è innamorato della Prussia, della Germania, e che vuole indurre i tedeschi a organizzarsi. E in questo senso dietro di lui chi ha? Ha i grandi industriali. Mi pare che sia successo l'altro giorno in America, no? I grandi industriali che hanno detto vai avanti tu che mi scampa da ridere. Prego, a lei professore.
Sì, la ringrazio per l'escursus, però a questo punto mi sono perso un attimo la domanda. Che Hitler abbia avuto il consenso dei grandi gruppi industriali tedeschi, come stavo provando a dire prima che mi interrompesse, è un dato acclarato. E questo è dovuto anche a quelle che sono state le pesanti condizioni del Trattato di Versailles. Io farei attenzione ad attribuire soltanto ai francesi le responsabilità, che hanno una grossa parte di esse, ma in realtà noi ci siamo trovati di fronte a un sistema alquanto ingiusto delle relazioni internazionali che ha comportato una serie di sconquassi in giro per l'Europa, non solo in Germania, basti pensare anche a quello che avveniva nell'est europeo. E il fatto di aver messo avanti questo tipo di condizioni era stato addirittura previsto, non perché fosse una sorta di veggente, da John Maynard Keynes nel suo Le conseguenze della pace di Versailles, scritto proprio all'indomani del Trattato di pace di Parigi, in cui avvertiva cosa sarebbe successo, ovviamente non si è ripetuto allo stesso modo, nell'applicare quel tipo di condizioni. Giusto per capirci, se la Germania avesse pagato tutte le riparazioni di guerra che erano previste prima dell'ascesa di Hitler al potere, avrebbe impiegato 70 anni, perché sarebbero finite nel 1989 per essere pagate. E qui parliamo di una guerra, la prima guerra mondiale, che era sì stata scatenata dagli imperi centrali, ma che aveva visto la partecipazione molto convinta e anche la preparazione da parte anche dell'intesa. Quindi, come dire, quantomeno l'ascesa di Hitler era stata preparata da questo tipo di contesto politico che era assai sfavorevole nei confronti della Germania, e che tra l'altro aveva visto anche all'interno della Germania non soltanto l'ascesa di gruppi reazionari di estrema destra, perché vi è il tentativo di colpo di Stato di Kapp nel 1921, vi è il tentativo di Ludendorff, vi è il tentativo del push della Piveria nel 1923 e così via. Ma vi furono 3 tentativi rivoluzionari invece d'estrema sinistra, che non ebbero successo proprio perché per la situazione assai fluida che vi era nel paese, e per cui noi ci troviamo nel 1933 a vedere persone che casomai avevano votato per altre opzioni politiche andare a sostenere quello che era il Partito Nazionalsocialista, e non solo per violenza ma anche spesso per disperazione. Certamente, ma a proposito dei danni di guerra, diciamo che la Merkel pagò l'ultima rata dei danni di guerra a giugno del 2010 e chiuse i danni di guerra appunto del Trattato di Versailles. Di conseguenza lei, professore, aveva ragione. Però Woodrow Wilson lo disse quando fu fatto il Trattato di Versailles. Lui intervenne e disse: questo è l'inizio della prossima guerra mondiale, e difatti molti storici dicono che la prima guerra mondiale non finì, ma finì con la seconda guerra mondiale e sistemò le cose in maniera totalmente diversa. Professor Zanella. Sì, le conseguenze vessatorie, se vogliamo, erano improponibili per uno Stato che era già stato, come si dice, perdente nel grande conflitto. Quindi si è protratto tutto il secolo, perché abbiamo avuto tutto il Novecento con questi debiti di guerra della Germania, perché appena salito al potere Hitler interromperà il flusso dei contributi. E poi alla fine con la seconda guerra mondiale c'è da dire che, dividendosi le 2 Germanie, non ci sono neanche più la continuazione dei contributi. Ci sarà un diplomatico che ricorderà questa clausola negli anni 80-90, che la riprende e la rilancia. Quindi sì, suona strano, ma questi debiti di guerra sono arrivati fino nella scrivania della Merkel. Sì, ma dietro a Hitler, diciamo, questa è l'ideologia nazista con Mein Kampf, ma dietro Hitler c'era un grande banchiere che è quello che fa risorgere la Germania, professor Zanella. No,
Schacht, questo banchiere molto lungimirante, molto capace, che guardava solo, si potrebbe dire, il dio moneta, il dio denaro. Non era un nazista, non aveva neanche la tessera del nazismo, però sapeva ben condurre l'economia, e soprattutto anche un'economia di guerra, finché Hitler non ha osato di fare quel passo avventato di inoltrarsi verso est contro la Russia, e quindi lì l'economia della Germania non fu più in grado di sostenere questo sforzo bellico. Schacht è stato non solo il banchiere del nazismo, ma è stato il banchiere anche della Repubblica di Weimar, è stato il banchiere anche di Bismarck, se vogliamo, è stato il banchiere anche della Prima Guerra Mondiale. È veramente un personaggio... È una famiglia di banchieri. Ecco, una famiglia, sono dei personaggi che hanno portato un contributo non indifferente nell'evoluzione dell'economia tedesca. Possiamo dire che ha reso credibile l'ideologia nazista perché ha cambiato l'economia. Nel giro di 2 anni, da quando Hitler prende il potere, Schacht mette in piedi un'economia che nel giro di 2 anni non c'era più un disoccupato in Germania. Prego, professor Salvino. Sì, il problema è che quel tipo di sforzo economico però era uno sforzo economico tutto diretto alla guerra, e quindi aveva come sua realizzazione esclusivamente la possibilità di fiondarsi in un nuovo conflitto mondiale, come così sarà. Quindi c'è anche questo problema all'interno delle politiche economiche del nazionalsocialismo. Sarebbero state in grado di reggere in tempo di pace, con un programma di pace? Questo non lo sappiamo, probabilmente no, anche perché per come l'ideologia nazionalsocialista era strutturata, era un'ideologia che aveva bisogno sempre, appunto quello che diceva Orwell, di una promessa di lotta contro un nemico, interno o esterno poco importava. Quindi sì, la piena occupazione, ma è una piena occupazione per produrre cannoni, per produrre armamenti, per riconfigurare il futuro assai teso dell'Europa. Allora, da una parte abbiamo, io credo di poter interpretare quel periodo storico in questa maniera, da una parte abbiamo il consenso delle persone che lo danno a Hitler perché Hitler è l'idea, ma Hitler non è operativo. È operativo solo da un punto di vista che assume il comando e gestirà lui la guerra, e vediamo che la gestirà anche male. Dall'altra parte abbiamo invece la finanza e diciamo l'industria, che ha bisogno naturalmente di fare denaro, e qui abbiamo il sostegno appunto di Hitler da una parte e dall'altra il sostegno del finanziere che riesce a gestire l'economia. Ma a un certo punto Hitler nel 1936 prende Schacht e lo mette da parte, non lo vuole più come ministro. Perché? Questa è la domanda. Perché lui, che è riuscito a capovolgere l'economia tedesca, a togliere la disoccupazione nel giro di 2 anni, a fare tutto quello che ha fatto, improvvisamente non è più gradito? Perché lui prevedeva che la guerra non doveva essere in quel momento, bisognava aspettare ancora 5 anni almeno per poter avere la possibilità di fare una guerra vincente, cioè riteneva che l'economia tedesca non era in grado di sostenere una guerra in quelle condizioni, e difatti poi si è rivelato giusto, perché naturalmente non sono riusciti se non a fare una guerra lampo, ma poi tutto finiva là e non c'era la capacità di possedere la terra conquistata e di mantenere una guerra, un conflitto e chiudere con una pace con qualcuno. Non c'era un progetto di come chiudere quella guerra. Da fare la guerra c'era, ed era l'istinto di Hitler, perché quello era stata la sua educazione fin da ragazzino nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, ma come a chiuderla nessuno lo sapeva, e Schacht lo diceva. Tant'è che Schacht poi organizzerà l'attentato contro Hitler. Giusto, professore? Zanella.
Sì, sono situazioni che sfuggono da un quadro logico, perché le tensioni in quel periodo si fanno molto forti, ci sono vari tentativi di togliere di mezzo la figura di Hitler, alcuni falliscono anche per inezie, altri l'operazione Valchiria è quello che ebbe più successo, ma sfortuna. Ecco, tuttavia vorrei provare a ricordare, soprattutto per tornare al tema che ci riguarda questa sera, al tema soprattutto dei contenuti forti del Mein Kampf, certo, che sono contenuti continuamente sostenuti da una propaganda che fa quasi il lavaggio del cervello ai tedeschi, che è insistita, perché nella propaganda si insiste proprio perché le idee entrino nella testa dei cittadini tedeschi, è proprio voluto perché sanno come strategia che a un certo punto il messaggio passa. Poi c'è il concetto di arianesimo, già ricordato, della razza superiore, il concetto di antisemitismo, che è giusto ricordare, visto che siamo nel giorno della memoria, la parola ebrei nel Mein Kampf è più citata della parola Germania. Questo la dice lunga su quanto fosse l'ossessione o la giudeofobia di Adolf Hitler verso questo popolo considerato parassiti e truffatori, e questi sono i termini che lui usa, ancora più eleganti per dire, per non essere ancora più perfidi, diciamo, nel linguaggio. Altre, diciamo, coordinate del Mein Kampf sono legate proprio anche al bolscevismo, all'anticomunismo, altrettanto viscerale, enormemente sentito, di cui Hitler temeva, dopo gli echi delle rivoluzioni che c'erano stati e che sembrava che si propagassero anche in Europa, ha coalizzato tutta la Germania contro questo mostro, no? Questo mostro del bolscevismo, che poi farà specie anche in altri paesi diciamo di destra in Europa, compresa l'Italia. Altro principio forte che Hitler sostiene continuamente nelle pagine del Mein Kampf è quello del Führerprinzip, il principio del capo. Il fatto che ci deve essere un capo, una persona che gestisce il potere, quindi contrarietà assoluta al parlamentarismo, alla democrazia, è tutto ben descritto, tutto ben enunciato, e soprattutto guardate anche la tracotanza che Hitler ha di boicottare persino l'idea di libertà, perché l'idea di libertà, dice Hitler nel Mein Kampf, il popolo non sa che farsene. Hanno proprio bisogno di un capo, e questo capo è quello che può condurre a risolvere i problemi di tutta la popolazione. Queste idee martellate, insistite, spiegate, verranno condivise, incredibilmente condivise, perché vediamo che negli anni 30 la Germania si mette proprio totalmente nelle mani di questo uomo. Sì, però queste parole, queste affermazioni hanno una radice. E hanno una radice, professor Salvino, dove hanno radice queste parole? Perché Hitler in quel momento copia e incolla quello che diceva Mussolini. Diceva esattamente le stesse cose. Ne vorrei ricordare che di cognome faccio Savino, Salvini è un'altra persona. Scusa, sì. Quindi, no, è così. Sì, Hitler prova, è ispirato chiaramente da quella che è l'ascesa di Mussolini, è ispirato da quello che avviene, però attenzione, perché rispetto a quello che è il fascismo italiano vi è comunque questo accento molto forte sull'antisemitismo che il fascismo italiano inizialmente non aveva, tant'è che vi erano fascisti di fede ebraica, i fascisti di fede ebraica avevano addirittura una propria rivista che si chiamava La Nostra Bandiera, e tale sarà lo smarrimento di quella parte dell'ebraismo italiano che aveva aderito al fascismo, che produrrà una serie di tragedie personali. Si veda anche la vicenda del podestà di Ferrara, che nel 1938 viene spodestato da tutto. Sì. Hitler vede nel fascismo italiano un modello, ne vede le possibilità rivoluzionarie nella presa del potere,
Però Hitler andrà molto oltre perché in Germania non vi sarà un condominio di potere come vi era stato in Italia, in cui comunque resta la monarchia e la monarchia poi giocherà un ruolo a un certo punto nel determinare la fine di Mussolini nel 1943. E poi in più il nazionalsocialismo si innesta anche su una tradizione tedesca di militanza d'estrema destra e nazionalista alquanto violenta e alquanto armata, una tradizione che vi è già dalla fine dell'Ottocento, cosa che è stata messa in evidenza anche dagli studi di George Mosse sulla nazionalizzazione delle masse e sui movimenti giovanili d'estrema destra nella Germania guglielmina, e questo contribuirà a dare una sorta di ambiente a cui rivolgersi da parte del nazionalsocialismo, e questo farà molto la differenza anche rispetto all'Italia, visto che come sappiamo il fascismo italiano ha una provenienza alquanto eterogenea. Lo stesso Mussolini era un socialista fino al 1914. Certo, e dobbiamo ricordare anche che Mussolini era dalla parte degli ebrei inizialmente, tant'è che una delle sue consigliere e amanti era la Scarfatti, giusto? La quale naturalmente, prego professore, spieghi lei. Sì, integro brevemente l'intervento del collega che giustamente ricorda un ambiente culturale favorevole al nazionalismo di fine Ottocento. Dovevo ricordare le basi culturali del Mein Kampf, perché Hitler è stato anche un bibliofilo. Ha letto tantissimi libri, perché lui fa anche una sintesi di una biblioteca che aveva abbastanza vasta, ma gli influssi culturali del Mein Kampf noi li troviamo su basi filosofiche. Ricordiamo Fichte, questo filosofo che caldeggia il primato della nazione germanica. Hegel, cosa fa? Hegel invece, Georg Hegel, privilegia l'importanza dello Stato. L'individuo non è nulla perché tutto deve essere affidato allo Stato. Aggiungiamoci poi Nietzsche con l'idea del superuomo e abbiamo una triade perfetta. Queste sono delle basi filosofico-culturali che noi troviamo a piene mani nel Mein Kampf e che sono ben, diciamo, sintetizzate nel pensiero di Hitler e trovano ascolto, trovano udienza, trovano purtroppo affermazione e conferma nel progetto politico che realizzerà da cancelliere. Certo, ma d'altro canto i tedeschi in quel momento non avevano alcun punto di riferimento politico né sociale, né era caduto un impero e non sapevano cosa sarebbe successo ed erano in mano a nessuno. Di conseguenza chi prende il potere sono gli industriali che hanno necessità di riavviare l'economia industriale, e l'economia industriale in Germania per la maggior parte è rappresentata dalla costruzione di cannoni, di armi e di materiale bellico, e naturalmente questi aiutano, come hanno fatto d'altro canto anche col fascismo. In Italia la marcia su Roma fu approvata dall'Unione Industriali Italiani a Milano, Mussolini era a Milano, ha accolto, ha dato l'ok, sono partiti, poi è arrivato lui quando le cose erano già finite. Ma tornavo alla Scarfatti, che era di origine ebraica, che era l'amante di Mussolini, ma soprattutto indirizzava Mussolini soprattutto nella aprire al mondo femminile. Prego, professore. Sì, Margherita Sarfatti. Esatto. Ecco, questa donna è fondamentale nell'ascesa di Mussolini, soprattutto dentro il mondo culturale dell'Italia degli anni '20. Ricordiamo che proprio quando Mussolini conquista il potere, appunto con l'affidamento della responsabilità di guidare il governo da parte del re nel 22, è ancora un uomo tutto da conoscere, tutto da scoprire, anche a livello europeo. E Margherita Sarfatti, che godeva di entrature con il mondo intellettuale italiano e anche europeo, è un apripista non da poco, e sarà importante questa liaison, diciamo, ecco, questa relazione sentimentale con la Sarfatti, anche dopo che la Sarfatti gli dedicherà la sua biografia, Dux. La biografia della Sarfatti, Dux, fa conoscere ancora di più quest'uomo a livello italiano, ma soprattutto gli dà uno spessore, gli dà una cultura, gli dà anche
un contenuto intellettuale che Mussolini non possedeva. Ricordiamo che la formazione di Mussolini è di un maestro di scuola elementare, poi si forma politicamente con le varie militanze, ma questa maggiore statura gli viene poi conferita grazie a questa amicizia e relazione amorosa con la Sarfatti, che purtroppo sarà mal ripagata, perché poi Mussolini la troverà ingombrante man mano che cresce l'antisemitismo. Qui sarebbe interessante esaminare l'antisemitismo dei due personaggi, perché sia Hitler da un lato, negli anni giovanili non è manifesto un antisemitismo così viscerale come svilupperà dagli anni 20 in poi. Lo stesso Mussolini, anche se qualcuno cerca di retrodatare l'antisemitismo di Mussolini ancora prima delle leggi razziali, di sicuramente c'è anche in Mussolini, ma fino a un certo punto. Ma entrambi questi due dittatori, diciamo, questi due uomini, scoprono un antisemitismo man mano che vedono il pericolo di un mondo dominato dalla presenza ebraica, dal capitalismo ebraico, perché vedono nella finanza e nei banchieri la mano degli ebrei e quindi i più acerrimi nemici da eliminare. Sì, ma c'erano due, diciamo, tendenze. In Italia l'antisemitismo nasceva dalla Chiesa cattolica romana e in Germania naturalmente erano i profughi che erano scappati dalla Santa Inquisizione spagnola all'epoca di Cristoforo Colombo e c'erano rifugiati lì e avevano creato un'economia. Diciamo che il vantaggio di un popolo che ha come prima regola il conoscere, il leggere e lo scrivere e il saper fare di conto, cosa che all'epoca anche di Mussolini l'Italia era fatta da analfabeti. È chiaro che c'è un popolo che riesce a gestire le cose in maniera più intelligente, ma appena l'Italia incomincia a scolarizzare i giovani, ecco che aumenta naturalmente la capacità di autogestione e la capacità di comprendere, anche se la riforma Gentile non è stata la fine del mondo, ma fu un passo avanti notevole per quelli che riguarda il passaggio tra analfabetismo e invece la conoscenza almeno basilare di quello che era un modo di esprimere, di capire, di leggere, di scrivere, eccetera, eccetera. Questa è stata la ricchezza, ma ricordiamo che nel Medioevo in Italia era impossibile saper leggere e scrivere, anzi addirittura chi sapeva leggere e scrivere veniva perseguitato dalla Chiesa Cattolica. Questo riusciamo a capire allora perché c'è stato un Medioevo e perché le cose sono andate in una certa maniera. E adesso passiamo al terzo contributo con Mein Kampf, la disinformazione nazista. Con l'affermazione del nazismo, il Mein Kampf aveva infestato la Germania, ma chi lo leggeva lo aveva anche capito? I tedeschi, che in larga parte avevano assistito passivamente alle persecuzioni contro gli ebrei, avevano capito che il progetto contenuto nel Mein Kampf avrebbe portato anche allo sterminio degli ebrei? Nel 1938 i nazisti misero in atto una campagna di disinformazione. Il Mein Kampf fu pubblicato anche in 10 edizioni per il mercato internazionale, ma le traduzioni furono edulcorate e censurate in alcune parti a seconda delle nazioni in cui sarebbero state distribuite. Nell'edizione francese in particolare furono eliminate buona parte delle accuse che venivano rivolte da Hitler contro Parigi. Fu pubblicato anche un falso Mein Kampf con un testo ampiamente modificato. In questo modo Hitler era riuscito a ingannare tutti mentre si andava alla guerra, ed è in questo momento che il grande pubblico scoprì il vero Mein Kampf, ma era il 1939 ed era ormai troppo tardi. C'erano delle pubblicazioni che chiarivano le ostilità tedesche verso i francesi, ma furono ignorate le sorti che erano state promesse ad esempio agli ebrei, una insensibilità diffusa all'antisemitismo, tanto che la deportazione degli ebrei francesi avvenne nell'indifferenza generale. Nel 1940, dopo aver invaso la Polonia, la Germania era pronta ad attaccare la Francia. Hitler mise in atto quanto aveva annunciato: i nazisti invasero la Francia, iniziando la devastazione della guerra in Europa.
insieme alla deportazione e alla strage di milioni di ebrei. Le sorti del conflitto cambiarono nel 1941, quando, dopo Pearl Harbor, gli Stati Uniti ebbero la scusa per entrare nel conflitto con le immediate dichiarazioni di guerra di Hitler e di Mussolini. Anche in questa nuova situazione il libro di Adolf Hitler avrebbe avuto un suo ruolo. Negli Stati Uniti fu prodotto un documentario per motivare i neri americani ad arruolarsi per combattere il nazismo, un video in cui si citavano le parole del Mein Kampf. I tedeschi dicono che questa sia la Bibbia, il Vangelo secondo Hitler. Non voglio leggervi tutto, ma ci sono un paio di passaggi che vi interesseranno. Cito: i giornali di tanto in tanto mostrano come dei negri sono diventati avvocati, maestri di scuola, perfino pastori. Agli occhi dell'America degenerata questo non appare come un peccato contro la ragione. È una follia criminale far credere a qualcuno nato per metà scimpanzé di aver fatto di lui un avvocato. Questo libro è stato scritto 20 anni fa e il piano che illustrava è diventato realtà. Il Mein Kampf fruttò a Hitler almeno 10 milioni di marchi per le vendite del libro, una somma enorme se si considera che un operaio tedesco all'epoca mediamente guadagnava circa 1500 Reichsmark all'anno. Prego, Giovanni Savino. Un commento a questa seconda fase. Sì, riguardo a quelle che sono la questione delle false informazioni, che oggi va tanto di moda rispetto anche a quelle che è l'attualità politica, ma da quel punto di vista è chiaro che vi è la frase attribuita a Goebbels che ripetere una bugia 100 volte la fa diventare una verità, e quella sarà l'obiettivo, sarà la strategia del nazionalsocialismo, anche rispetto a quella che è la questione ebraica in Germania. Gli ebrei tedeschi avevano una storia di integrazione all'interno del paese, tant'è che saranno numerosissimi i veterani di guerra ebrei dell'esercito tedesco, decorati con la croce di guerra e così via. Eppure anche questo fatto che appare evidente, no? Il fatto che è suffragato da dati, che all'epoca era anche dimostrabile visivamente perché si vedevano questi veterani in città, viene messo fuori in gioco prima dalla leggenda della pugnalata alle spalle che viene propagata dagli ambienti militaristi d'estrema destra, ovvero che i socialdemocratici, i comunisti e gli ebrei avessero pugnalato alle spalle appunto lo sforzo bellico tedesco, e poi da quella che è la propaganda nazionalsocialista. Per cui in un paese di grande cultura, in un paese in cui vi era un'integrazione comunque importante della comunità ebraica, noi assistiamo a quella che è diventata una delle più grandi tragedie del XX secolo. Quindi questo fa anche capire come in realtà non esistano vaccinazioni o non esistano popoli che sono più razzisti di altri, o che la cultura possa sempre salvare il mondo dalle brutture. No, non è così, e la Germania dell'epoca lo dimostra ampiamente. Certo, professor Zanella. Ma aggiungiamo pure anche un'altra curiosità con questo riassunto che abbiamo visto nel filmato. Ricordiamo che i proventi fecero Hitler ricchissimo, non ricco, fino al punto che lui rinunciava allo stipendio da cancelliere, ma su questo sappiamo che fin da subito ebbe modo di comprarsi una casetta nell'Obersalzberg a Berchtesgaden in Baviera e poi la incrementò sempre di più. L'altra cosa che è curiosa da sapere è che i diritti di traduzione per quanto riguarda l'Italia, richiesti da Mussolini, furono pagati in maniera enorme. Furono concessi da Mussolini una valanga di lire per avere la possibilità di riprodurre il libro nel 1934, uscito appunto in Italia. E altro paradosso che è curioso di tutta questa storia del Mein Kampf tradotto in Italia per fare omaggio al Führer è che la traduzione viene fatta da un ebreo, Treves, che traduce dal tedesco il Mein Kampf per i lettori italiani. Una contrapposizione, una situazione veramente fuori dal normale. Va bene, una breve conclusione, Savino? Cosa porterà?
sulla breve conclusione c'è poco da dire. Io credo che il Mein Kampf sia un testo comunque importante nel XX secolo, nonostante le sue caratteristiche alquanto terrificanti e anche stilisticamente, diciamoci la verità, non è una lettura piacevole, prolisso, confuso, ripetitivo e così. Però è un testo storico, è un documento storico ed è importante analizzarlo e conoscerlo per capire a che cosa possono portare determinate ideologie, determinate idee di razza, di società, di economia, anche se vogliamo, e che cosa possono comportare oggi. Quindi per questo io direi che si tratta di qualcosa di importante da ricordare, da analizzare e da studiare. Grazie. Professor Zanella? Va detto anche cosa e come l'ha definito Churchill il Mein Kampf, sì. Sempre acuto. Churchill parla del Mein Kampf dicendo che è il nuovo Corano, oppure facendo un altro riferimento parla del Vangelo nazista. Noi abbiamo sentito, non per offesa né per i cristiani né per i musulmani, sia chiaro, ma perché riconosce Churchill alla lettura e al contenuto di questo testo un fanatismo religioso che poi porta a queste estreme conseguenze. Certo. Quindi è un'altra valutazione, se vogliamo farla, un po' più attuale sui nostri tempi, ed è questa, che la rabbia diciamo, è stata interpretata dal Führer ma da tanti dittatori perché sanno leggere che cosa il popolo vuole sentirsi dire e su questo poi consolidano il loro potere. Facciamo un esempio: Putin ha cementato il consenso sulla nostalgia della grande Russia del passato e l'Inghilterra, con la fuga dall'Europa, non ha saputo accettare il post-imperialismo di cui anche l'Inghilterra sarebbe stata chiamata a condividerlo insieme ai paesi europei, ma rincorrendo una via autonoma rincorre questo sogno del passato. E l'America oggi con Trump, che è stato bravo a intuire che cosa vogliono sentirsi dire gli americani, potrebbero essere ancora questi uomini forti, quest'uomo forte che ancora una volta gioca sulle dinamiche che abbiamo già visto in passato. Certo, ma diciamo che l'inventore di questa tecnica politica del consenso è proprio Benito Mussolini, perché riesce ad andare, come diceva lei, incontro alla gente, perché diciamo che all'epoca, quando il fascismo va al potere, l'Italia e gli italiani erano massacrati sia dall'ultima guerra ma anche dall'unità d'Italia, perché gli italiani non erano riconosciuti per il valore che avevano e nel fascismo si identificano anche loro. Quindi ci vuole una crisi e dalla crisi naturalmente nasce l'ideologia e dall'ideologia nasce la dittatura. Questo è il percorso storico. Grazie del vostro intervento e ci vedremo prossimamente, perché torneremo di nuovo su argomenti analoghi. Certo, ringraziamo i nostri ospiti, ringrazio il professor Patrizio Zanella in studio e il professor Giovanni Savino per essere stato con noi, per quanto ci avete raccontato e spiegato del Mein Kampf. Ecco, non abbiamo detto ai telespettatori che il titolo sembra sia stato scelto dall'editore, da Max Amann, che peraltro si è arricchito ampiamente perché divenne praticamente l'editore del Reich e poi appunto proventi che poi gli furono ovviamente sequestrati alla fine della guerra, poi morì nel 1957. Ecco, questo è giusto una curiosità, anche per spiegare appunto, come abbiamo detto anche prima, che questo libro non è stata solo opera di Adolf Hitler. E invece, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo i nostri ospiti silenziosi. Allora, per quanto riguarda Aung San Suu Kyi, c'è da dire che in Myanmar è stato raggiunto un accordo formale per il cessate il fuoco tra la giunta militare golpista e l'esercito dell'Alleanza Nazionale Democratica. Ricordiamo che appunto la giunta militare è al potere dal 1 febbraio del 2021 e da allora Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace del 1991, è rimasto
risposta sempre agli arresti, una condizione di cui continua a soffrire ovviamente anche malgrado l'età e i problemi di salute, e non si sa precisamente come stia. Sappiamo invece che Narges Mohammadi in Iran è ancora, gode ancora, diciamo, di un periodo al di fuori del carcere, dove cui è stata rilasciata il 4 dicembre scorso per potersi curare, e dalla sua abitazione appunto riesce a comunicare con i giornalisti, anche con noi qui in Occidente. Adesso probabilmente questi giorni le verranno poi fatti scontare alla fine del periodo di detenzione, perché ricordiamo che deve scontare una pena di oltre 10 anni per aver difeso i diritti delle donne in Iran. C'è invece preoccupazione in Tunisia per le sorti di Sonia Damani, l'avvocata che è stata arrestata e condannata a 2 anni per aver criticato il presidente tunisino, e per questo è stata appunto arrestata e condannata a 2 anni. Per quanto riguarda invece la Bielorussia, siamo alla vigilia delle elezioni presidenziali, perché si vota domenica, e qui c'è un appello di Amnesty International che ha sollecitato le autorità bielorusse a porre immediatamente fine alla campagna di repressione che è stata messa in atto contro ogni forma di dissenso. Dal 2020, ricordiamo, sono 50.000 le persone che sono state arrestate, 1.500 sono i prigionieri politici detenuti in Bielorussia. Tra di loro c'è Ales Bialansky, eccolo qui, ce l'abbiamo, premio Nobel per la pace nel 2022, condannato a 10 anni di carcere nel marzo del 2023. Abbiamo parlato poc'anzi del cambio della guardia negli Stati Uniti, ci sono state parecchie concessioni di grazia da parte di Biden per i propri familiari e per il proprio gruppo di amministratori, diciamo così, per preservarli da possibili ripercussioni da parte di Trump. Non c'è stata la grazia per Julian Assange, che ricordiamo appunto ha patteggiato ormai 6 mesi fa, ma la pena che gli è stata inflitta implica un pericoloso antecedente in giurisprudenza rispetto alla libertà di stampa e di parola, e quindi si continua a sollecitare una possibile appunto grazia da parte, speriamo che possa arrivare da parte di Trump. Invece ci sono buone notizie per Leonard Peltier, l'attivista nativo americano, esponente del movimento degli indiani americani, che nel 1977 è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di 2 agenti dell'FBI. Ecco, Peltier ha ottenuto la commutazione della pena e potrà uscire dal carcere con l'obbligo dei domiciliari, quindi sicuramente una buona notizia che appunto Biden ha evidentemente accolto quelle che erano gli appelli per una possibile scarcerazione di Peltier. Bene, questi sono gli aggiornamenti per quanto riguarda i nostri prigionieri di coscienza. Ricordiamo solo che sono solo alcuni di tanti di un vero e proprio esercito, per i quali noi chiediamo che possano cadere le accuse e tornare in libertà. Ci fermiamo qui. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci ritroviamo venerdì prossimo alle 21, TV7 Match. Buonanotte a tutti.